A partir di questo momento entriamo in un periodo chiamato il dry spread, che è un periodo molto più freddo e secco, e qui si produce un cambiamento nella distribuzione delle risorse vegetali. Il peggioramento del clima fa che si deforestano parte di quelle boschi che erano intorno al sito e la steppa diventa un spazio molto, molto arido. Moltissime specie spariscono dal registro archeobotanico, molte delle frutte che si documentavano prima, le legumi selvatiche, parte dei cereali. Si suppone che gran parte dei campi di cereali selvatici spariscono e soltanto specie come due specie acquatiche si continuano a sfruttare di forma intensiva. Quindi quello che si è proposto in questo sito, che si applica in generale per tutto il vicino Oriente, è che l'unica soluzione di fronte a questo periodo veramente difficile per la sussistenza è la coltivazione dei cereali e leguminose a grano grosso, cioè l'agricoltura. Ma vedete una immagine, un grafico che mostra un sito tedesco paragonato con un core di ghiaccio, nel che si dimostra che questo fenomeno del Dryas affetta probabilmente a tutto il pianeta. Un periodo veramente freddo in cui le condizioni di vita sicuramente furono abbastanza difficili, come vedete come scendono le temperature, come si percepisce perfino nelle zone polari. Quindi questa scarsità di alimenti selvatici sembra che portino a un'unica soluzione, che è quello che supportano molti autori, che sarebbe questa coltivazione dei cereali selvatici che loro già conoscevano. Si vincola soprattutto alla segale al frumento e anche le leguminose a grano grande. Cosa vuol dire questo? Dentro del mondo delle leguminose ci sono tantissime leguminose che hanno semini piccolissime che compaiono anche nel registro archeologico, ma fondamentalmente ci sono poche specie che abbiano un grano sufficientemente grande che sia capace di produrre energia sufficiente per l'alimentazione. In questo caso parliamo della lenticchia, ma posteriormente sarà la fava, sarà il cece, sarà il lactius, come si dice in italiano? La cicerchia e altre specie, i piselli, eccetera. Perché i cereali tra tutte le piante che ci hanno a disposizione? Bueno, in primo luogo perché sono piante annue, cioè si riproducono annualmente, possono essere coltivate, avevano sperimentato già la coltivazione a grande scala, e poi sono delle piante che crescono densamente, che producono piante che possono crescere densamente. La produzione è molto abbondante, una spiga di cereale produce abbastanza grani, quindi quando abbiamo un campo è capace di sopportare una produzione molto alta. È un prodotto facilissimo da immagazzinare, una volta che è processato, che abbiamo già secco, si può immagazzinare di forma relativamente facile. E una cosa molto importante che alle volte dimentichiamo è che ha un prodotto secondario che è la paglia, che sarà un elemento importantissimo nelle economie rurali e nelle economie neolitiche. Sapete che la paglia viene utilizzata per moltissime cose, per fare alimento animale, per preparare, condizionare le capanne, le case, artigianato, eccetera. Quindi un elemento che sicuramente si utilizzò e di cui abbiamo anche evidenza archeologica del suo utilizzo. Quindi i cereali riuniscono una serie di caratteristiche che fanno che siano delle piante molto, siano candidati molto forti per essere domesticati. Adesso vorrei parlare di alcune delle implicazioni che suppone la transizione all'agricoltura. Prima di tutto, ricordate che i cereali si venivano già coltivati da tempo prima, ma adesso passano ad essere una risorsa, diciamo, stagionale a essere un alimento basico permanente. Questo è molto importante. La produttività aumenta per unità, ma richiede un input di sforzo ed energia molto considerevole, e questo, a differenza della raccolta dei frutti selvatici, è anche un cambio importantissimo.
Il tempo dedicato all'agricoltura limita enormemente la dedicazione che questi gruppi di cacciatori e raccoglitori avrebbero verso la raccolta, con la perdita, si suppone, di una conoscenza accumulata con le generazioni dell'utilizzo di queste piante selvatiche che ha continuato fino ai nostri giorni, cioè la conoscenza delle qualità delle diverse proprietà delle piante si perde man mano che l'agricoltura si implanta in un territorio. Cambia completamente la relazione tra le comunità umane e l'ambiente, non sarà lo stesso coltivare che raccogliere, quindi questo rapporto con l'ambiente da parte dei gruppi umani cambierà radicalmente. Altera completamente l'idea di proprietà e di accesso alle risorse. Adesso i gruppi umani avranno i propri campi e quindi non sarà, evidentemente l'idea di proprietà sorge con forza in questo ambiente. Richiede una nuova organizzazione del lavoro all'interno della famiglia o dei gruppi locali, lo stesso. Se prima si organizzavano per la raccolta, adesso devono non solamente organizzarsi per la semina, sino anche per la raccolta dei cereali, per la cura, perché evidentemente un campo di cereali richiede una cura a lo largo dei mesi che sta crescendo, che è molto importante per garantire il suo successo, e suppone qualcosa che è molto importante, che è il collasso della diversità nella dieta. A partire del momento in cui si adotta l'agricoltura, la dieta delle popolazioni umane passerà a dipendere di una decina di cereali, neanche, e di 5-6 leguminosi, riducendo enormemente lo spettro dell'alimentazione, lo spettro degli alimenti vegetali a cui era abituato fino a quel momento. Quindi l'agricoltura ha tutte queste implicazioni che bisogna tenere conto quando noi discutiamo tutti questi processi di adozione da parte dei gruppi cacciatori e raccoglitori. Adesso vediamo un po' che specie si domesticano, perché non tutti si domesticano come abbiamo visto. Basicamente sono tre gruppi, le prime piante che si domesticano: i cereali. Inizialmente si domestica il Triticum monococcum, che è l'attuale faricello italiano, il Triticum bicoccum, che è il farro che conoscete, che si documenta soprattutto oggi in Toscana, che tutti e due sono specie singole dell'agricoltura europea, sono fortemente minacciate, anche se è difficile da credere, particolarmente il faricello, e si domestica anche l'orzo. Queste sono le prime i primi tre cereali che si domesticano. Posteriormente arriveranno altri, ma questi sono i primi. Per quanto riguarda le leguminose, si domesticherà la lenticchia, il pisello, il cece, io posto qua viccia, ma mi sembra la veccia, no? No, non abbiamo. La viccia è l'erbo, no? In italiano. Non so cos'è. È un semino triangolare che si utilizza moltissimo per l'alimentazione animale. È l'erbo. Come si chiama? Penso che si chiama erbo in italiano. Forse non ce l'ho. Ma ho letto che in Sardegna non esiste, ma noi ce l'abbiamo in Monteneana, no? Noi ce l'abbiamo in Monteneana, quindi non ce l'abbiamo? No. Si è estinto. si è estinto probabilmente qua. Può essere, E dopo tra le piante tessili e oleaginose abbiamo il lino, che anche si domestica insieme a tutte queste specie. Vorrei discutere alcuni concetti sui cereali, perché sapete che in archeobotanica parliamo molto dei cereali vestiti, cereali nudi, e dopo la gente non capisce quello che è molto importante sapere a che cosa ci stiamo riferendo. Allora, cereali vestiti sono quelli che, come sapete, nei cereali selvatici il chicco rimane dentro di queste busta, diciamo, guscio, perché le protegge, il grano viene protetto da questa specie di estratti, di involturi, che lo proteggono quando cade la terra, in modo che gli animali non lo portino via, insomma, è una maniera di proteggere la riproduzione. Questa caratteristica di essere vestito pervive nei primi cereali che si domesticano, quindi tanto il faricello come il farro, il Triticum monococcum e il Triticum bicoccum, sono cereali vestibili, anche se li coltiviamo normalmente. Quando arriva al momento di ottenere il grano, quando si
sdraiano nell'aria rimangono sempre dentro di questo guscio e bisogna svestirli, diciamo così. Mentre che ci sono altri cereali, che sono l'orzo nudo, il frumento nudo e la segale, che si separano facilissimamente da questo guscio e quindi non bisogna fare nessuna operazione in più per ottenere grani. Evidentemente col passo del tempo i cereali vestiti diventano sempre meno importanti nelle economie rurali finché arriviamo al secolo XXI, che praticamente sono spariti dall'Europa, rimangono in pochissime zone. Come vedete un po' la differenza tra uno e l'altro, la fotografia non è specialmente buona, ma come vedete questo monococum è del farro con le diverse spieghette, mentre questo salere è un cereale nudo, un stimolo, dove vedete che rimane rattile insieme e poi si separano i chicchi del suo guscio, delle piume e dei diversi strati che lo circondano. Quindi questi qua hanno bisogno di essere scorticati. Qua vedete alcune immagini per vedere come l'aspetto hanno, sono dei cereali assolutamente meravigliosi. Ho fatto la tesi dottorale su queste due specie che ancora si coltivano in zone isolate della Spagna, e qua vedete un'immagine di uno dei tipi archeologici. Invece i cereali nudi hanno questo aspetto, sono quelli che potete osservare in qualsiasi campo della Sardegna. Commentavamo l'altro giorno, ma abbiamo visto che praticamente tutto quello che si coltiva in Sardegna è il frutticolo, che è quello che è più è quello più adattato alle condizioni del Mediterraneo, quindi in Sardegna è praticamente la specie più Poi delle leguminose, per fare un piccolo passaggio veloce, vedete le lenticchie e i piselli, l'aspetto che hanno archeologicamente. Poi vedete la cicerchia, che in spagnolo si denomina anche muela dente, per l'aspetto che ha, assomiglia a dente, non so come si avrà qualche nome locale che possa essere, in molte lingue hanno un nome simile a dente. E questa è la bicciardiglia, l'erbo, non so se la riconoscete, ha questo semino triangolare, il fiore no, è che tutte le leguminose hanno un fiore molto simile, in realtà non è il pisello rosso comunque sono tutte della stessa famiglia, quindi molto simili. Ok, adesso per finire già con questa lezione vorrei parlare brevemente di come l'agricoltura si espande verso l'Europa occidentale seguendo due vie diverse, almeno per quanto riguarda agli studi che stiamo facendo per la penisola iberica. Una che va per la centro Europa, che come vedremo dopo va vincolata esclusivamente nei primi momenti a 3 specie di cereali, il farro, il farricello e l'orzo, invece una via che va per il Mediterraneo che è molto più ricca di specie, che è quella che arriva anche in Italia con un'enorme varietà di specie. La penisola iberica è l'ultimo punto dove arriva l'agricoltura dentro il Mediterraneo, arriva a ricolto e arriva tutte le specie insieme. Ma quella data in Europa è un po'... quella data in Europa è 2003-2005. Questa data in Spagna è... No, sopra. Sicuramente queste sono date che non sono state calibrate. In Spagna per esempio il dato più antico è del 5600. Queste date... per studiare questa dispersione dell'agricoltura verso l'occidente mediterraneo, particolarmente la penisola iberica e il nord dell'Africa, volevo soltanto parlare brevemente di un progetto che stiamo sviluppando dal TESIC in Madrid, precisamente su questi aspetti, un progetto interdisciplinare che coinvolge anche diverse università spagnole, centri di ricerca e anche alcune università straniere come quella di Cambridge e
diversi istituti inglese e uno tedesco. Questo progetto praticamente si articola intorno a diversi punti. Cerchiamo di capire qual è la biodiversità agricola nella penisola iberica nel Neolitico, cercare di esplorare la diversità anche tecnologica, che tecnologia utilizzano questi primi agricoltori, come processano questi cereali, quale sia l'impatto dell'agricoltura nell'ambiente e come si espande l'agricoltura all'interno della penisola iberica e anche nel Nord di Africa. Come vedete in questa cartina, quello che vedete è le zone dove la penisola iberica abbiamo dati veramente reali di agricoltura, con datazioni di AMS su alimenti di vita corta, particolarmente semi, e sappiamo che tutta la costa levantina documentiamo l'agricoltura intorno al 5600-5500, date calibrate BC. Dopo abbiamo due nuclei molto più, questo qua dei Pirinei e questo qua dell'interior peninsulare, con date molto antiche, ma non su cereali, soprattutto legni, anche se nel nostro progetto abbiamo appurato alcune date di questa zona intorno al 5300, che è veramente antico, e anche in questa zona intorno al 5200, 5300, e dopo abbiamo le date del Cantabrico che, come vedete, sono molto più recenti. Vedete anche che una gran parte della penisola iberica non abbiamo nulla, un vuoto, lo stesso per il Portogallo, alcune datazioni negli ultimi tempi, ma poca roba, sinceramente. Non è ancora indagato. Si stanno facendo delle cose, il problema è che non abbiamo datazioni veramente valide. Dentro del progetto ne stanno facendo alcune cose che non sono pubblicate. Sta cominciando a lavorare, ci sono gruppi nell'Algarve, l'archeobotanica per esempio in Portogallo praticamente non si fa, sono pochi studi di archeobotanica. Si sa del Neolitico evidentemente, ma non di agricoltura in particolare.